Torna leggermente a crescere nel paese l'epidemia nelle ultime settimane. Dopo oltre 2 mesi l'RT dei casi sintomatici è tornato sopra l'1,15 e ci fa comprendere come l'epidemia è tornata a salire soprattutto per quanto riguarda i nuovi infetti. È opportuno leggere infatti i dati sull'aumento dei casi settimanali e sull'occupazione dei posti letto in terapia intensiva per spiegare come sia in arrivo purtroppo un'altra ondata già sottolineata dalla cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero alla Salute. I dati più alti sono quelli della provincia di Bolzano a causa delle numerose manifestazioni dei Novax e del Friuli Venezia Giulia. La cabina di regia spiega che l'RT ospedaliero è di 1,12, infatti i ricoveri sono in crescita, soprattutto quelli ordinari che passano da un 4,5 a un 5,3 di occupazione dei letti da parte dei malati Covid, mentre le intensive passano da un 3,7 a un 4%. Se fossero ancora validi i vecchi indicatori, buona parte dell'Italia, 12 regioni e le 2 province autonome, sarebbe in giallo e 2 regioni, Umbria e Puglia, in arancione. L'RT è sopra l'1 quasi ovunque, solo in Basilicata, Marche, Molise, Sardegna e Valle d'Aosta sono sotto l'1. Come detto però il sistema è cambiato e la vaccinazione ha ridotto il numero dei casi, anche dei casi gravi da ricovero. Visto che l'RT misura i sintomatici, non è più considerato un indicatore efficace per stabilire in che colore mettere una regione.